Casugana la bandiera del Veneto sventola accanto a quella italiana, quella europea e quella biancoceleste della città di Treviso. Eh sì, il gonfalone con leone di San Marco è presente in municipio. Ieri, nella nostra prima tappa in prefettura, era invece assente con il disappunto dei trevigiani che abbiamo intervistato. Il sindaco Giovanni Manildo dice: noi l'abbiamo voluta mettere appena eletti. È nato subito dal cuore l'esigenza e la volontà di esporre insieme alla bandiera italiana, alla bandiera del nostro comune e alla bandiera della regione. Quindi è una necessità che è nata dal cuore, da parte mia e di tutta la giunta, non perché c'era un obbligo ma perché proprio lo sentivamo. La bandiera veneta, secondo quanto stabilito dalla Regione, è obbligatoria in tutti gli edifici pubblici, dai comuni ai tribunali, dalle prefetture alle caserme, con tanto di multa per chi non le espone. Una legge incostituzionale, secondo invece il governo. Penso che sia inutile un obbligo di esposizione, nel mio caso non si pone perché appunto è un'esigenza che è nata dal cuore più che da un obbligo di legge. Penso che questa non sia una materia che deve essere regolata dalla legge. E noi continueremo il nostro viaggio per verificare chi ha deciso di non esporre la bandiera veneta e perché di questa decisione.